Ben ritrovati tanti gli argomenti di questa nuova puntata di Cronache Trevigiane e andremo alla scoperta nella nostra rubrica Green e Pink di un allevamento di chiocciole in provincia di Treviso, ma vi parleremo anche dei nuovi appuntamenti di spettacoli del mistero. Vogliamo invece cominciare dal servizio che ci racconterà quali sfide, quali opportunità per l'intelligenza artificiale nella nostra vita e nelle nostre imprese. L'intelligenza artificiale è sicuramente uno degli argomenti più citati degli ultimi anni, una disciplina scientifica sorta nell'ormai lontano 1956, impossibile contarne le evoluzioni fino ai giorni d'oggi in cui l'intelligenza artificiale ormai è al centro delle scelte tecnologiche di imprese e governi, nonché parte della vita quotidiana di tutti noi. Una grande evoluzione da comprendere per poter governare, questo è il focus dell'appuntamento tenuto a Treviso, patrocinato da Confindustria Veneto Est. Uno strumento che dà la possibilità, se utilizzato bene, di capire quelle che sono le chiavi di lettura di gestione del mercato, di fare anche analisi di mercato, di trovare processi di miglioramento dal punto di vista gestionale e amministrativo e di ridurre quella quota parte dei costi di gestione che sono fondamentali. Obiettivo dell'incontro: accompagnare le piccole e medie imprese ad un'evoluzione contemporanea, un servizio messo a disposizione da Gaia SRL. Non può assolutamente essere tralasciata. I grandi gruppi hanno cominciato già da diverso tempo a implementare i loro sistemi produttivi con l'intelligenza artificiale. Oggi non adottarla rischia di aumentare seriamente quel gap tra grande impresa e piccola e media impresa. Il nostro ruolo è quello di facilitatori, ossia creare uno sportello che aiuti gli imprenditori a capire quali sono le loro esigenze, le loro domande e trovare insieme a loro le soluzioni ottimali. Tanti gli interventi che hanno posto le basi per una maggiore comprensione dell'argomento. Ci siamo chiesti però quale fosse lo stato dell'arte in Italia. Tecnologicamente non siamo messi benissimo perché ci mancano le basi per fare intelligenza artificiale avanzata, ci mancano i data center, ci mancano le competenze. Però se scendiamo di un gradino e andiamo ad applicare l'intelligenza artificiale ai processi produttivi, industriali, manifatturieri, robotica, e allora lì c'è spazio perché non servono capacità colossali di computing. È fondamentalmente un passaggio culturale, cioè nella testa degli imprenditori e dei manager deve entrare il messaggio che l'intelligenza artificiale è un po' come i robot di 30-40 anni fa, cioè un automa che aiuta nei processi, che consente di aumentare la produttività.